Non si ferma la lotta contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro portata avanti dalla Questura di Agrigento. Ultime di una lunga serie di controlli, 6 aziende agricole del territorio agrigentino. A seguito delle attività ispettive sono state riscontrate e sanzionate irregolarità amministrative. Ulteriori controlli sono ancora in corso. Come la Guardia Costiera di Sciacca ha individuato 10 lavoratori irregolari. Su 6 motopesca controllati 5 sono stati sanzionati. Barche che trasportavano anche prodotti ittici non rispettando le disposizioni in materia di tracciabilità e di etichettatura del prodotto. Sono state sanzionate con multe da 2.000 e 4.000 euro 2 unità di trasporto e sequestrati 570 kg di pescato. Il Circomare ha esteso i controlli anche a ristoranti e nelle pescherie di Sciacca, Menfi e altri comuni dell'Interland per tutelare il consumatore ed evitare il consumo di prodotti ittici per i quali non è possibile accertare la tracciabilità. E ad Agrigento si registra un episodio di bullismo. Un diciottenne originario del Gambia, ospite della comunità La Mano di Francesco, è rimasto vittima di un episodio di razzismo. Il giovane, mentre stava facendo rientro nella comunità alloggio dove risiede, percorrendo via Le Cannatello in bicicletta, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzi scooter e con i caschi, intenzionati a farsi dare alcune sigarette. Al diniego del giovane africano sarebbero partiti insulti di tipo razzista e uno, sceso dal motorino, l'avrebbe schiaffeggiato ripetutamente. Il giovane ha poi raccontato l'episodio ai responsabili della comunità e ha ricevuto le scuse della città da parte del sindaco Lillo Firetto, che ha voluto regalargli un ebook reader affinché con la lettura si perfezioni nella lingua italiana.